Ugo Zatterini dallo studio centrale. Buonasera. Abbiamo alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema e della politica. Al mio fianco abbiamo Aldo Fabrizi, Raimondo Vianello e l'attore De Luca. Incomincio prima col presentarvi anche l'onorevole Lamalfa. Inizio col domandare all'onorevole Lamalfa cosa ne pensa dell'andamento della partita e perché non fanno entrare Pannella, Almirante, visto che la fascia destra del campo rimane molto sguarnita. Perché c'è stato già ideato un gioco costituzionalmente sulla fascia sinistra. Non so come può essere spostato a destra, tranne qualche infortunio. Bene, possiamo intervistare Aldo Fabrizi come vede la partita. Beh, guarda che Ugo, devo dirti la verità. Mi sono mangiato un piatto di spaghetti alla matriciana. Oppure qua se mi parte questa pancia, se sapevo facevo pure la tira di Marcella Lauro. Beh, visto che sta tira va veramente bene ai giocatori, ma mi sono mangiato pure io, ma è meglio che ti mangiare un bel tosto perché io vedo i giocatori veramente freschi e tosti, vero? Ma invece, per che vinca il migliore, e me vado a fare pure la tira di Marcella, va. Preso l'uno. E lei, guarda, Raimondo Vianello, voglio dirle una cosa. Io dico che se cercano di fare qualcosa di buono il Montecitorio, vero? O pensa che lei ti fa più per i big, vero? Guarda, ho paura, vero? Io dico attenti a quei due, il Daniele e il Demis, vero? Perché se cade il Demis qua si scalpa il morto, vero? È una tonnellata. Meglio farlo marcare da Spadolini. Anzi, voglio dirvi una cosa, che vinca il migliore, la vita facile sarà. Vi saluto. Allora, dopo l'intervista abbiamo avuto l'onorevole Lamalfa, Raimondo Vianello e Aldo Fabrizi. Intervistiamo qui nello studio veramente una cosa eccezionale che non c'era neanche fatto caso. Abbiamo Mario Da Vinci, il grande anche interprete di grandi canzoni, qui con noi. Come mai? Lei non gioca, però è come ospite. Come ospite vedo che lei cammina sempre col suo maestro Ilio, con lei. Comunque, cosa ne pensa di questa partita del Montecitorio e Big? Miracolo, miracolo, e vinceranno i big. Abbiamo un minuto di tempo per intervistare Enzo De Luca. Le raccomando che sia breve e conciso. Non ci capite. Mo caccia parlare un minuto di tempo. Caro signor Zatteron, io sono venuto qua allo studio centrale grazie a Pippe Baute, camarato mia, amica mia Pippe Baute, perché magari del bar Pippone non mi hanno dato manco un biglietto e già mi hanno fatto male il mio zicco, buon uomo, il mio zicco, pupillo amico. E si succede con cada come lo dico prima, se non vincono i big, o dico innanzi a tutti e pure in galleria, e in diretta, Monnays! Va bene. Terminano così le nostre interviste. A te la linea, Amy Salvador.